Buonasera a tutte e a tutti e bentornati alla nostra trasmissione. Sono Rosanna Bettella, sono del Dipartimento Previdenza dello SPI regionale, SPI CGIL, e sono qui a parlarvi di diritti nascosti o inespressi, che sono quei diritti per cui bisogna fare richiesta all'INPS. L'INPS non li dà direttamente e automaticamente. Naturalmente ci aiuterà poi la signora Rita Viale di Rovigo, che ci parlerà direttamente della sua esperienza rispetto a questo. Che cosa sono i diritti nascosti? Allora, come dicevo, sono quelle parti di pensioni che non vengono date, erogate direttamente, automaticamente dall'INPS, ma che bisogna richiedere, quindi fare una richiesta. Sappiamo che non tutti sono in grado di farla, non tutti sanno di avere questi diritti, e quindi i nostri operatori dello SPI CGIL, nelle nostre sedi sparse in tutto il territorio della regione, sono lì ad aiutarvi, ad aiutare voi pensionati a vedere se le vostre pensioni sono complete, hanno tutto quello che spetta. E possiamo anche darvi delle cifre, dei numeri. Tra il 2015 e il 2016, appunto, nelle nostre sedi i nostri collaboratori hanno controllato circa 16.000 pensioni, un numero davvero ragguardevole. E naturalmente parliamo di pensioni inferiori ai 750 euro lordi, perché sono queste pensioni, le pensioni più basse, che hanno la possibilità di avere integrazioni, maggiorazioni o assegni familiari, che sono proprio questi i diritti nascosti che bisogna ottenere su richiesta. Guardate, di queste 16.000 pensioni, ben l'11%, e guardate che è una percentuale alta, non bassa, ben l'11% era positiva. Quindi queste persone, voi pensionati, avevate diritto ad avere soldi in più, da qualche euro a anche una cifra più considerevole. Quanto abbiamo recuperato in questi 2 anni? Guardate, 2,5 milioni di euro dati a voi, ai pensionati che sono venuti nelle nostre sedi e che si sono fatti controllare la pensione. Pensionati nostri iscritti, perché noi per controllare la pensione dobbiamo prelevare dei vostri documenti su autorizzazione dell'INPS, e lo possiamo fare per i nostri iscritti o per chi intende iscriversi. 2,5 milioni di euro, guardate, una cifra che a dirla è quasi da non crederci. Poi da più di 3 anni l'INPS non invia neanche più a casa dei pensionati la busta paga, e questo è un'ulteriore difficoltà per voi a capire se la vostra pensione è completa, se davvero avete in busta paga, in busta pensione, insomma tutto quello di cui avete diritto. E quindi appunto noi, in accordo con l'INPS stesso, possiamo stampare la vostra busta paga e controllare se veramente esistano dei diritti inespressi. 10 euro, 5 euro, 25 euro, e comunque quello che riuscirete ad ottenere lo potrete ottenere anche con gli arretrati fino a 5 anni indietro, e quindi anche avere subito un piccolo gruzzoletto che potete spendere per soddisfare un capriccio che magari finora non avete potuto soddisfare. Poi mi rivolgo soprattutto alle donne, perché la maggior parte di chi sta sotto i 750 euro nella nostra regione, ma anche nel resto del paese, sono donne. E infatti poi la signora Rita Viale di Rovigo vi racconterà la sua storia. È una storia emblematica. Lei è venuta a conoscenza andando al mercato, e lo dirà bene,
incontrando i nostri collaboratori che erano là a pubblicizzare questa nostra campagna, e ha detto: beh, vediamo se anch'io ho diritto, visto che avevo una pensione bassa di reversibilità, essendo vedova da parecchi anni, e poi vedremo come lei ci racconterà questa sua storia. Come si chiama, signora, e come è venuta a conoscenza della possibilità di ottenere dei diritti inespressi nella sua pensione? Mi chiamo Viale Rita, ho 62 anni, sono venuta a conoscenza di questa cosa durante un mercato del martedì, delle persone che mettevano in giro dei volantini. Su questo volantino c'era scritto controllare le cose della pensione. Va bene, ho detto adesso vado a vedere anch'io. Allora, sono andata a sentire alla CGIL e questo signore, gli ho spiegato la mia situazione, ho detto: guardi, io prendo una pensione di reversibilità, però ho sentito dalle altre parti, mi hanno detto che non ho diritto che venga reintegrata al minimo questa pensione, perché non avendo trattenute né niente non ho diritto che venga reintegrata al minimo. Mi fa: signora, guardi, adesso proviamo a fare delle carte, vediamo se è vero quello che dicono, però io penso che lei abbia diritto a questa integrazione. Va bene, ho dato giù tutti i miei dati, le mie cose, e ha mandato via la domanda. E questa pensione, grazie a questo signore che mi ha insegnato e che mi ha indicato la strada giusta, ho preso quello che mi aspettava di diritto. Adesso la mia pensione da 499 euro è arrivata a 525 euro e qualcosa, riesco, insomma, non sono tanti, però un respirino si può fare tranquillamente, ecco. Qual è stata la prima cosa che ha fatto con i soldini recuperati? Io ho 2 figlie, allora ho dato una mancettina piccolina alle mie 2 figlie, un po' per una, e il resto adesso vediamo cosa posso fare, ecco, però è un respiro di sollievo che mi dà un po' di tranquillità, no? Per adesso. La signora Rita, nel suo racconto che avrete sentito, in realtà ha, come dire, un po' confuso, ma niente di male, anzi è un pretesto per raccontare bene la questione come sta, perché appunto l'avvicinamento alla nostra struttura ha fatto sì che noi abbiamo fatto l'OBIS, quella famosa busta paga del pensionato, e dall'OBIS ci siamo accorti che in realtà era una pensione integrata al minimo, una pensione con 469 euro integrata al minimo a 501,89 euro, integrata di 31,96 euro, quindi in realtà era una pensione perfettamente integrata. Però l'età, le sue condizioni economiche hanno fatto sì che siamo andati con un'intervista a richiedere ulteriormente altri dati, e quello ha fatto sì che si determini la condizione per avere la maggiorazione sociale. Quindi la maggiorazione sociale che stiamo parlando, ed è uno di quei diritti inespressi che stiamo parlando noi da lungo tempo e che puntiamo molto sulla nostra campagna. La signora quindi, viste le condizioni, ha presentato la richiesta, come ha già avuto modo di dire, in dicembre del 2016. A febbraio gli è arrivata la risposta, è arrivata all'ufficio del patronato ed è arrivata anche a lei. La risposta è una risposta molto chiara e soddisfacente, che è di 749 euro di arretrati. E questo mi pare che dal suo racconto la riempia di soddisfazione, ma soprattutto il quadro che è nel documento allegato, questi documenti che arrivano solo nel caso di variazioni di pensione. È importante ricordare questo aspetto, perché l'INPS è stata molto generosa nel dare PIN dispositivi a tutti, specialmente ad anziani che non hanno la possibilità di accesso ai strumenti informatici, per cui era meglio che avessero dati i diritti inespressi piuttosto che i PIN dispositivi, ma queste sono considerazioni che facciamo noi. In realtà noi siamo qui per aiutare i nostri pensionati, i nostri iscritti e anche coloro che non sono iscritti, perché se si avvicinano a noi e se si iscrivono allo SPI-CGIL, io penso che molte altre persone potrebbero accedere a questi diritti inespressi di cui stiamo parlando. Allora la maggiorazione sociale
non è nient'altro che una cifra aggiuntiva che viene riconosciuta al compimento del 60esimo, del 65esimo e del 75esimo. Quindi la signora si deve ricordare che quando compierà 65 anni la sua quota passerà dal 25 euro mensili a 82 euro mensili. E io le auguro di arrivare fino a 75 ed oltre, allora a quel punto arriverà a 92 euro mensili. Quindi è una di quelle battaglie che noi abbiamo sostenuto da sempre, perché la partita sui redditi bassi, è una partita su cui il sindacato pensionati e la CGIL si batte da sempre. Aumentano le età, ma aumentano anche i bisogni, quindi è giusto lavorare nella direzione dell'integrazione. Quindi la signora ha beneficiato appunto della maggiorazione sociale, che in questo momento è fino al 65esimo anno di età sarà di 25 euro e via via aumenterà successivamente. Quindi la sua pensione adesso passa a 525 euro, 10, compresa la 13esima, quindi sono circa 300 euro all'anno, e noi possiamo ritenere che se è soddisfatta la signora noi lo siamo altrettanti, perché diamo un senso al nostro lavoro, e quando vengono da noi e ci dicono queste cose, anche se non li prendiamo noi i soldi, siamo contenti tantissimi di questo. Eccoci qui di nuovo, quindi abbiamo visto il caso della signora Rita, vedova da molti anni, e che dopo aver preso contatto appunto con uno dei nostri collaboratori ha deciso di rivolgersi a una delle nostre sedi e di farsi controllare la pensione. E quindi, dopo che i nostri collaboratori hanno controllato, verificato e tutto, si è trovata ad aver diritto a una maggiorazione sociale. Ora prende, grazie a questa campagna, diciamo, ogni mese 25 euro in più. E questo naturalmente rispetta anche con gli arretrati dei 5 anni indietro. E poi, essendo una signora relativamente ancora giovane, diciamo, quando compirà 65 anni avrà diritto a una maggiorazione ulteriore. I suoi 25 euro diventeranno circa 80 euro, 82,64 euro. Magari anche fra 2 anni saranno anche un po' di più, perché di mezzo ci sono anche gli adeguamenti che vengono fatti dal governo ogni anno. E poi quando compirà 70 anni avrà diritto a 136,44 euro. Come vedete, se non avesse chiesto questi 25 euro, no, se non si fosse fatta controllare la pensione, a queste cifre e a questi anche obiettivi da raggiungere man mano che passano gli anni, non ci avrebbe pensato, e avrebbe sempre pensato di avere una pensione bassa, che non poteva pagarsi certe cose, no? Che non poteva neanche dare una mancetta alle proprie nipoti, come l'ha detto bene nell'intervista. Vedete quanto orgoglio, no? Quanta voglia da parte delle persone, dei pensionati, di voi che mi state ascoltando. Tante volte anche quello che si prende così poco a fine mese vorremmo poterlo dare ai nipoti, no? Che vediamo crescere ogni giorno di più. Ecco, questo è quello che noi facciamo come SPI-CGIL, lo facciamo in tutte le nostre sedi, e quindi l'invito è veramente di venirci a trovare. Volete che spieghiamo un attimo che cos'è la maggiorazione sociale? Lo vediamo un po' più nel dettaglio. Se avete 60 anni, per esempio, e avete una pensione sia previdenziale che assistenziale, che però non va oltre i 6.860,36 euro, potreste avere diritto alla maggiorazione sociale. Quindi è bene che veniate nelle nostre sedi, perché potreste avere diritto a 25,83 euro. Se invece non siete da soli, ma siete coniugati, il limite di reddito annuo coniugale, quindi dei due coniugi, è di 12.685,27 euro. Se poi avete 65 anni, questo limite aumenta, questa maggiorazione diventa di 82,64 euro, con un limite reddito annuo individuale di 7.598,89 euro
e con un limite di reddito annuo coniugale invece di 13.432,80. A 70 anni, e senz'altro ci arriverete, vero, perché ormai l'aspettativa di vita è alta e tutti arriveremo ai 100 anni e passa, a 70 anni la maggiorazione sarà di 136,44 euro, con un limite di reddito annuo individuale di 8.298,29 e un limite di reddito annuo coniugale di 14.123,20. Allora fate come la signora Rita, venite nelle nostre sedi che ci sono in quasi tutti i comuni, nelle nostre sedi dello SPCGL, trovate, adesso dovreste vedere i nostri numeri telefonici provinciali di ogni SPI provinciale. Prendete carta e penna, segnatevi i numeri e anche, c'è anche l'indirizzo mail, quindi, o se no arrivateci a piedi, perché senz'altro nelle sedi principali provinciali troverete la sede della CGIL, dello SPCGL. Vi aspettiamo, perché pensiamo che i vostri diritti devono essere assolutamente difesi e tutelati.